Non posso pensare che pochi burocrati o qualcuno comunque compromesso con un'idea del paese che non è, possa permettersi di bloccare un territorio come quello di questa montagna, che è una delle più belli poi del mondo. Laurent Berton all'attacco nel giorno che ha scritto una prima importante pagina per la comunità con il pragmatismo che contraddistingue la sua missione al vertice di Confindustria Belluno Dolomiti. L'occasione è l'Assemblea Generale di Assindustria e la platea che l'ascolta è di primissimo livello. Ci sono gli imprenditori bellunesi e veneti, rappresentanti della politica e dello sport nazionale. Il tema da esplicitare è quello dei giochi di squadra, quelli che hanno premiato la candidatura olimpica Cortina Milano 2026, che oggi necessitano dello slancio fondamentale a completare quel sogno. Sul tavolo c'è l'annoso problema della carenza infrastrutturale che rende Belluno la Cenerentola del Veneto: strade, ferrovia, banda larga. Non è con le vuote parole o i proclami elettorali che si contrasta lo spopolamento delle nostre montagne, incalza la Berton, che parla di declino inevitabile anche sotto la stella dei Giochi olimpici senza collegamenti adeguati. L'idea della coesione, di ridurre i divari tra territori, di collegarli attraverso le infrastrutture che sono e dovrebbero essere una delle grandi priorità della politica, ma anche attraverso la cultura. Cultura che vuol dire formazione. Il martedì olimpico bellunese è stato contrassegnato dal taglio del nastro del terzo hub italiano della Luis Business School, valore aggiunto per i giovani, per le imprese, per la collettività, anteprima assoluta anche per i tempi della legge olimpica che giovedì sarà discussa dal Consiglio dei Ministri. Il 31 andremo a conoscere di fatto gli uffici. E c'è una riunione del Consiglio Olimpico, gli ultimi membri del CDA che devono essere nominati e che ancora non hanno sottoscritto il loro impegno davanti al notaio, è un atto formale. E dunque la bandiera a scacchi sventola, il rinascimento per la provincia è dietro la porta. Venerdì mattina saremo a Milano per un ulteriore consiglio di amministrazione, andiamo avanti in questa direzione. Insomma, quello che era un sogno, per molti un'utopia, per qualcuno magari un'idea strampalata, è oggi realtà. Abbiamo le Olimpiadi, dobbiamo investire bene perché il 2026 è dopodomani.